È terminata con il risultato di 5-6 la sfida tra Futsal Emiri e Palermo Futsal Club, un primo tempo decisamente da dimenticare, incolore per la formazione rosanero, poi la ripresa decisamente colorita. Siamo qui con Giovanni San Martino, uno dei protagonisti. Allora Giovanni, sei entrato nel secondo tempo, quindi il primo tempo non hai parato, poi hai fatto quasi sempre il quinto uomo, ma anche tra i pali hai risposto presente. Che gara è stata? Allora, diciamo rispetto alla gara diciamo, a Marsala, in cui ho avuto un pochettino di tempo per prepararmi prima della partita, questo è stato diciamo, un pochino più immediato l'ingresso, però diciamo, anche Peppe mi ha aiutato, ci siamo riscaldati e diciamo, sono riuscito a parare bene. Il mister ha fatto tanti cambi, soprattutto giocando il quinto di movimento, avete recuperato la partita. Quanto è importante avere una formazione così forte con tanti calciatori che comunque riescono a rendere anche in tutti i moduli, con tutti gli schemi? No, non è importantissimo, diciamo la nostra forza è avere una rosa veramente lunga, tantissimi giocatori che in campo possono fare la differenza e questi cambi lo dimostrano. Oggi il man of the match se lo prende sicuramente Gabriele Gennaro con 5 gol importantissimi, però nel finale tu hai fatto una parata superlativa da vedere e rivedere. Ti chiedo come l'hai vista dalla tua prospettiva e quanto è stato importante, perché a memoria dovrebbero mancare circa 30 secondi e il risultato era di 5-6. Sì, diciamo era un momento in cui l'adrenalina era alle stelle, quindi ho visto passare quel pallone, diciamo in quei momenti neanche io diciamo, capisco bene quello che succede e alla fine l'ho presa, sono riuscito a prendere. Questa invece è la prossima partita in Coppa, proprio contro il Pioppo, dopo un'andata terminata 3-3. Le assenze di Raccampo per infortunio e di Calì per squalifica apriranno probabilmente le porte a te o comunque anche a Paolo Mauro. Insomma, come vivrai questa settimana sapendo che dovrai giocarti il posto con Mauro per partire dal primo contro il Pioppo? Diciamo sarà una settimana impegnativa, ci dovremo preparare entrambi molto bene, ma sono sicuro che chiunque di noi giocherà darà il massimo delle sue possibilità.